di oggi sono partite da 5 luoghi particolarmente dedicati alla storia della comunità vittoriese. Le fiaccole che accenderanno la fiamma del ricordo sono partite da Cosa Pubblica, Carità Mondiale, Pena Filosofia e Ora, per la difesa e la verità del paesaggio, dove da sempre, dal 1972, commemoriamo la forza, la storia degli alpini. Sono giunti dai 4 punti cardinali della comunità mesulana, a loro si è aggiunto il tedoforo partito dal Bosco delle Penne Mozze. Offriranno il fuoco che andrà ad accendere la fiamma del ricordo. L'ala di Nike e la penna nera nei colori bianco, rosso e verde e ancora nei colori blu e rosso della città di Vittorio Veneto. Prego, via, via, via. Bene ragazzi. Insieme per accendere la fiaccola che sindaco e presidente di sezione accompagnano verso l'urna che contiene la terra dei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Un'urna speciale dove idealmente ritroviamo gli oltre 400.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, i 650.000 combattenti, i 6 milioni di mobilitati, dove ritroviamo lo spirito di questo 100° anniversario. Dice il presidente Francesco Introvigne: le terre del suolo patrio, dei luoghi degli aspri combattimenti della Grande Guerra sono qui raccolte in segno di pace. Su di esse accendiamo la fiamma del ricordo, quale luce della pace alimentiamola per l'eternità. Ed ora il sindaco della città di Vittorio Veneto, unitamente al presidente della sezione di Vittorio Veneto dell'Associazione Nazionale Alpini, procederanno al gesto di scoprire la pietra d'inciampo che da qui al prossimo futuro, e ci auguriamo per i prossimi 100.000 anni, indicherà un luogo sacro alla storia di Vittorio Veneto, sacro alla storia d'Italia. Pietra d'inciampo realizzata con la pierra turchina, quella delle nostre montagne, quella tanto cara agli scalpellini vittoriesi. Questa pietra riporta la dedica
di questo 100° anniversario fortemente voluto per onorare la pace. Onore ai caduti! Buonasera a tutti, illustrissime autorità, signor Sindaco della città di Vittorio Veneto e signori sindaci del comprensorio, voi che rappresentate tutte le nostre comunità di questo territorio di gloria e di memoria, signor Presidente nazionale Sebastiano Favero, Presidente di noi tutti 355.000 alpini, cittadinanza tutta qua presente e che ci vedete anche in audio e video dalle vostre case. Un cordialissimo mio saluto a tutti voi, un benvenuto da parte della sezione di Vittorio Veneto a questo raduno del terzo raggruppamento, il raduno cosiddetto del Triveneto, ma anche il raduno che abbiamo chiamato del centenario, proprio qui in Vittorio Veneto, città della vittoria, città dove è scoppiata la pace come da motto che è stato proprio qui allo scopo coniato. Siamo qui a vivere 3 giorni di intense cerimonie, celebrazioni e perché no anche di un po' di sana alpina goliardia, soprattutto la sera. È un invito che rivolgo anche alla cittadinanza a unirci a noi in questi 3 giorni perché vogliono essere 3 giorni di vita insieme, abbracciati con voi per lasciare nel tempo e nella storia futura un segno di quanto noi, lavorando alacremente, intensamente, ininterrottamente per ben 18 mesi, abbiamo programmato per questo evento. Quindi il mio cordiale saluto e benvenuto è quello anche che tutto si svolga secondo quanto abbiamo preparato, un calendario intenso e fitto di 3 giorni, perché in questo luogo faremo memoria, celebreremo la storia, onoreremo come abbiamo appena fatto i nostri caduti, gli eroi, coloro i quali ci hanno dato dignità di patria, di popolo e di nazione. Grazie di essere qui tutti. Buon raduno a tutti, grazie. Il saluto da parte del sindaco della città di Vittorio Veneto. La gioia che alberga nel cuore dei vittoriesi è pari alla riconoscenza per la scelta che l'Associazione Nazionale Alpini ha fatto di voler essere presente nell'anno del centenario con
il raduno, definito appunto dal Presidente Introvigne, il raduno del centenario. Già in questa piazza ho avuto modo di fare un breve accenno ai simboli che ci stanno attorno. Questa mattina, con l'alzabandiera, i nostri 4 grandi tricolori sono saliti sui pennoni davanti al Monte Altare con la sua croce che ci ricorda la gioia della redenzione ma anche la sofferenza, davanti al monumento del Mürer, presso il quale è stato da poco fa accesa la fiaccola che è venuta portata dai tedofori da vari luoghi di questo nostro straordinario territorio. Questi sono simboli e come tali servono per fare memoria, per ricordare ciò che è stato 100 anni fa e perché ciò, come è stato detto poco fa, non debba più accadere non per i prossimi 100 ma per i prossimi 1000 e più anni. La città si è preparata imbandierata con centinaia e centinaia di tricolori che sventolano da pennoni, dalle case, da edifici pubblici, negozi, e questo è un altro simbolo che rappresenta l'amore con il quale la nostra città accoglie i cittadini che tale città amano. Qualcuno arriva a Vittorio Veneto anche per ricordare i propri caduti su questi territori. La città è memore e da sempre ricorda di essere un simbolo per tutta la nazione. Vittorio Veneto, la città della vittoria, è da 100 anni la città della pace. Grazie. La parola a Sebastiano Favero, Presidente nazionale. Pronto? Grazie, un saluto veramente di cuore a tutti i presenti, in particolare alle autorità civili, militari, al signor Sindaco di Vittorio Veneto, ai sindaci che vedo qui, a tutti gli amministratori, alle autorità militari, dicevo, e anche, e li voglio salutare con particolare affetto, alle associazioni d'arme nostre consorelle che vedo anche questa sera qui con noi. Un saluto ovviamente alla cittadinanza di Vittorio Veneto che ha voluto essere qui e agli alpini, ai miei alpini che sono già qui questa sera. Siamo qui per ricordare, certo, perché gli alpini lo hanno dentro il cuore, lo hanno come messaggio lasciato fin dalla fondazione di questa nostra associazione, lo hanno perché è scolpito per noi sull'Ortigara, su quella colonna mozza dove è scritto per non dimenticare, e siamo qui a 100 anni da quella fine di quella guerra, da quel momento di pace, come è stato giustamente detto e richiamato, qui nella città di Vittorio Veneto, nella città che ha voluto dire non solo per noi, non solo per gli alpini e per gli italiani, ma per tutti i combattenti di allora, la fine di una tragedia. Ed è questo che vogliamo ricordare ancora con forza, ed è questo per il quale noi siamo qui anche oggi, anche in questi giorni. E lo saremo in modo particolare. Sì, perché questo non è solo il raduno del Triveneto, è sicuramente il raduno del Triveneto, ma è il raduno degli alpini per ricordare qui in questa città che è simbolo, per ricordare quel momento di esultanza, di tripudio, di gioia di tutti, non solo dei combattenti ma della gente, voglio ricordare i profughi, di tutti coloro che hanno potuto finalmente dire e affermare ad alta voce una parola importante: pace. Ed è questo che vogliamo fare, e lo facciamo anche in modo simbolico con 2 atti domani. C'è qui e sarà qui il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, convocato proprio qui
per ricordare a tutti gli alpini d'Italia questo momento significativo. E ringrazio fin d'ora l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che ha voluto conferire alla nostra associazione la cittadinanza onoraria che ci sarà consegnata proprio domani. Sarà un suggello tra Vittorio Veneto e gli alpini e io credo che sarà un grande suggello, certamente anche un momento di condivisione, di festa, un momento anche di amicizia, perché gli alpini sono questi, sono quelli capaci di dare tutto fino in fondo per chi ha bisogno, ma nel momento stesso sono anche quelli capaci di portare quel momento di gioia, di allegria e di serenità. E allora a tutti noi, a domani, viva Vittorio Veneto, viva l'Italia, viva gli alpini! Si conclude così la cerimonia di apertura del nostro raduno. Benvenuti a tutti, grazie per la vostra presenza.